Schiavinato, Magoga Perroni, Idros. Corsia numero 3, Toso, Cerchiaro, Gnoato, Miari Fulcis, Team Veneto. Corsia 4, Siboni, Angiolini, Pescio, Boifava, De Hacker Team. Corsia numero 5, Bernardi, Mazzoni, Jacoponi, Cren, Polisportiva, Riccione. Corsia 6, Amato, Cielo, Aver, Biondani, Leosport. Corsia 7, Nanto, Pretto, Fontana, Dalle Nogare, Schio, Nuoto. Corsia 8, Ongaro, Cocconcelli, Zambelli, Clement, President, Bologna. E allora siamo in vasca con questa prima serie femminile di staffetta 4x50 mista. In corsia 4, miglior tempo di iscrizione il De Hacker, che schiera subito Beatrice Siboni, finalista agli assoluti proprio in questa gara. La Toso più giovane medagliata ai giovanili nel dorso veloce. Sono queste due formazioni in testa, De Hacker 28-58 e Team Veneto 29 e 20, in corso frazione rana. De Hacker con Lisa Angiolini, Team Veneto con Irene Cerchiaro. Lisa Angiolini, anche lei finalista agli assoluti vasca lunga. Lisa Angiolini 31 e 84. Team Veneto in seconda posizione, Leosport in terza. In corso una frazione farfalla e poi ci sarà quella stile libero a concludere la staffetta. Andrea Ambra Pescio per il De Hacker, Alessandra Gnoato per il Team Veneto. Andrea Ambra Pescio 28 e 59, Alessandra Gnoato 27 e 78. Leosport in terza posizione, che schiera Giorgia Biondani in chiusura stile libero. Attenzione alla Biondani che rientra tantissimo nel finale, testa a testa per la vittoria, che va al De Hacker. 1,55 e 86 con la chiusura della Boifava. Non basta il rientro di Gio Biondani. Leosport è seconda, 1,55 e 92, scende in terza al Team Veneto.